Siamo a Cosmofood, qui in Fiera di Vicenza, è il salone dedicato al food, vino, birra, attrezzature professionali per operatori del settore, bio, vegan e prodotti per celiaci, quindi gluten free. Tutto questo in una terza edizione, un salone con 350 espositori e in questi 3 giorni, oggi è il giorno di chiusura, 17 novembre, più di 100 eventi dedicati agli appassionati. Erano attesi circa 40.000 visitatori e pare che i dati di afflusso siano molto positivi. Cosmofood ha coinvolto un pubblico appunto di professionisti della ristorazione, ma anche di tanti appassionati di gastronomia che hanno potuto visitare tanti stand, assaggiare e portare a casa prodotti dell'enogastronomia sia locale ma anche di tutta Italia e di paesi dell'estero. Entriamo a visitare la fiera e anche qualcuno degli espositori che ci mostra i suoi prodotti. Cosmofood in Fiera di Vicenza si è tenuto dal 14 al 17 novembre, coinvolgendo 350 espositori e più di 100 eventi in programma, concorsi, degustazioni, seminari, convegni e dimostrazioni. Novità principale di quest'anno è stata rappresentata da un padiglione interamente occupato da Cosmotech, il salone delle attrezzature professionali con ultime novità tecnologiche per la ristorazione e distributori alimentari tra gli espositori. Il padiglione 7 era invece dedicato all'enogastronomia, prodotti di eccellenza da tutta Italia nei settori del vino, della birra e nei prodotti di qualità. Tra le eccellenze gastronomiche anche i formaggi premiati con le medaglie d'oro all'ultima edizione del concorso Caseus Veneti, disponibili anche per l'acquisto, e le aziende produttrici di alimenti tutelati dal presidio Slow Food. Uno spazio considerevole quest'anno è stato dato anche alle intolleranze alimentari, gluten free, bio e vegan, seguendo quella tendenza sempre più rilevante per il pubblico di oggi e quindi interessante anche per il pubblico professionale che cerca nuove opportunità di crescita. Vasta la proposta di corsi e degustazioni che si è rivolta tanto al pubblico professionale quanto a quello degli appassionati che ha affollato i della Fiera di Vicenza.